compreso che no, che la parola dominante è questa indipendenza. Fanno alcuna domanda. A me non mi pare di studiare la storia sarda che ha scritto Salvatore dai gioventù a Oia su 76 e Binza Gioia che davvero il discrimine sia stato indipendenza. Anzi, mi pare da lei, ma questo mi si fa che sa di mano, non ha molta importanza l'opinione storica. A me mi pare che invece che più potente sembra questa idea di autonomismo e tanto è una parola nuova, è una parola importante, nata su 21. E che si dipendenzia ha attraversato sul partito sempre come una parola magica, ma che a me mi pare che in realtà sul partito non ha mai posto fondamento. Su Matteo Michele Colombo, tutto dire, con la sua grazia e abilità ironica, mettar via dipendenza Lambarisi kan guarda etnico la sente lasciate fatta dipendenze io pure guarda lei non resti proprio comprende sono un momento non si storia cioè insomma riluita a fondo questa parola indipendenza che non si tanto esiti il suo partito sardo a me mi pare che a Pondiani è proprio su merma dalla intro questa indipendenza forse solo per uno che non trovato sale, Simon Mossa, abbiamo pensato, ma non mi pare che sia la costante dominante del percorso storico del Sardo. Oh, non lo è. Ma questo non mi serve per classificazione storica, mi serve proprio per una domanda. Proprio oggi, questa è una parola con larga e uso importante oggi. La rimane scusa. La parola indipendenza oggi non potete essere una rimane. E la Ponzo, a Luciano Composto, a Oresti Pini e Torre su Scampaetà. La parola indipendenza non può fare che è una parola che non permette, che allontana s'assente, come in storia sardina. Cioè, che se noi dobbiamo vestire dai suotto pochini, noi penso che la parola indipendenza sia come obiettivo, ma che non sia la parola chiave, si dice così in linguistica, che determina oggi il riconoscere sì o no, col rischio che l'8% dica sì e il 92% dica no. E tanto dite miseria también questa parola. È possibile invece di narrare, sì, tu vuoi una stessa cosa, autodeterminazione. Però state attenti, perché non è il valore semantico del sinonimo del vocabolario, è l'effetto di senso che fa sul cittadino che conta. Sul sardo, non mi importa da me, non mi importa la condizione dotta del sinonimo, ma autodeterminazione, tu vuoi giocare sui termini, mio caro, non me le fai, autodeterminazione vuol dire indipendenza. Sì, sul rigore sinonimico del vocabolario è così. Ma tu prova a fare un discorso in televisione e hai come audience, bella parola già, tutto lo sa. E prova a andare, noi abbiamo coscienza di appartenenza a una nazione sarda, crediamo nell'autodeterminazione nostra di popolo, anche in funzione di una scelta di federalismo con l'Italia. Il federalismo, secondo il nostro modello, con una pretesa e accettazione delle nostre richieste, perché noi, oltre che sardi, siamo anche italiani. Questa è una frase che dico io in televisione. L'altra è: no, noi siamo per l'indipendenza, a fuori tutto, siamo per l'indipendenza e combattiamo per l'indipendenza. Voi credete che abbia lo stesso effetto sul popolo sardo? Ha un effetto assolutamente opposto, direi, non in zona, no, opposto. Questo sono scritto una cosa una, questa sta sapendo, retro e verso. Allora, la domanda è, dopo questa lunga premessa, credete che questa parola magica, oggi spesa così immediatamente, sia lacerante e impedisce un discorso vero magari poi di autodeterminazione, eventualmente sarà il corso della storia a dirlo anche dell'indipendenza?
come discriminante di riconoscimento oggi di auto, di Rubicone, voi credete in quali di questi due tipi di distinzione? E tanto scalo che questo sforzo puoi spiegare che la cosa che esiste non esiste, perché è una cosa che si sta data dai altri e imposta l'esistenza di questa cosa viene dal mondo. Però battato un altro modo di comprendersi l'indipendenza. Poi tutti i valori sono entrati in crisi, sono entrati in crisi il marxismo, sono entrati in crisi sono il socialismo, cioè il capitalismo, questa crisi deve essere adeguato, cramato con un capitalismo ma liberismo, eccetera, eccetera. Ma vari valori, uno solo non è entrato in crisi del valore, il valore della libertà. Cioè la libertà, quindi se noi riuscissimo a farvi comprendere che l'indipendenza, che è libertà, cioè come è libertà e indipendenza personale, è libertà e indipendenza del suo scrupolo, e anche comprendere che non batta nessun'altra maniera potrà creare una società che siete in pace e libera di si esprimere. Cioè oggi si può fare una società solo del popolo libero, non del popolo espresso. E questo è il concetto umano che noi dobbiamo fare scolare. Che avvinas che un popolo espresso non si esercita a fraicare nulla. Non si esercita a fraicare nulla. E tanto noi oggi possediamo un valore magno, metta magno, questo è il valore dell'indipendenza che creerà la libertà e lo dobbiamo spendere. Non dobbiamo usare timore di spendere, che è un valore troppo magno e facile da comprendere. Il problema è che non siamo noi solo a fare dare, che sono pure gli altri, che tu hai da dire una cosa e io stai da dire un'altra. Una parentesi minoretta, l'altra lì in scuola, una collega mia, voi già siete cercati di imporre la lingua sarda da tutto canto scolline colline firma da, no, vai da che noi abbiamo scollito dal firma da, su bilinguismo, non mi scollito dal firma da, può imporre la lingua sarda tutto, cioè può dare la possibilità a chi la che ne fai dare. Non viene bene allo sconvincere, la pessa angai e chi ricana deve anche spessare pure associato. Però, se noi associamo la parola indipendenza, autodeterminazione, che abbiamo, secondo me, è un'operazione di limba, del suo modo di dare, non lo dobbiamo imponere, fino a quando scriviamo qualche cosa, noi dobbiamo fare dare da ora già. Devono fare dare, cioè non dobbiamo dimenticare di anche parte sul popolo italiano, degli stati italiani, e dare da ora, e dare adesso altro scomente che sono italiani. Noi usiamo un'altra cosa. In questa maniera la parola indipendenza, sovranità, autodeterminazione diventano sinonimo del suo stesso concetto, e cioè di un concetto di libertà e del suo popolo. A che ne comprendere? Chi non siamo noi che non queremos arrivare a una società pullman e che dunque non scriviamo isolare a che ne su balluturno in una sunuraia. No, assolutamente. Noi schiediamo l'unica soluzione possibile e proponibile può arrivare a una società pullman. Casi non si può arrivare, tanto è che la campo costruiscono, per esempio l'accordo di Maastricht, ha la difficoltà di arrivare fino a Sissos. E infatti l'unica strada che resta aperta in questo trattato è che non è data l'Europa delle regioni. In questa Europa delle regioni, che noi potrebbe essere pur un'Europa delle nazioni, cioè potrebbe essere un'Europa del suo popolo. E metta infatti che sono cercando di correre in questo binario che sono proponibili, invece purtroppo provisso per noi anzi sono piacere che non sia proponibile. Quindi è troppo avverto Giarrino, che a me mi interessa denaro, a me mi pare che invece bisogna tornare a decidere indipendenza piaga o non piaga, oppure no, perché se no non Giarrino una terrora, no, non mi la un attimo, la posso secondo me bisogna di essere su coraggio della prova del lunare, anche se separa, anche se ti lascia l'8%, poi si vedrà nella storia, non si sa mai. Mi lascia sotto perché io penso che nella realtà dei fatti è così, però tu dici non è detto che non siamo gli Stati Uniti. Siamo Stati Uniti, adesso è chiaro, però lo stesso, proprio come risposta, lo so che tu non arrivi un invitante, non sono in opera a tagliare a terra del cora, ma purtroppo è abbinati, è un sforzo denaro, a me mi pare tu, a me mi pare.
Dunque, potremmo dire su questo indipendentismo è questo che io intendo è ligio già di ora. Primo di questionare l'uso che non era separatismo e dopo Genao, che era gattato su partito usato in 1944, il 3-4 su partito era separatista. E si è questionato sul congresso di Oristein del 79 e de Volta Torres del 81, ma questionato era. In proso c'è stato su processo contro gli indipendentisti e in proso Videolina ha fatto una specie di sondaggio cosotta mi pare o su 15 o su 18% su dei saldi sul momento di accordo con l'indipendenza, sicché questa cosa del sotto, insomma, da Picasso e dalla Salso. Deo, Deo, zero indipendentista. E a sta gente now, che toccano a essere indipendenti e che guerrano democraticamente con l'indipendenza. Avete però, chi non da serraso a se sono sbagliati, poi tocca a noi, poi dei noi a indipendenza, tocca a fare un dritto, ma un dritto umano. E su dritto si fa in camminera politica, in camminera culturale e in camminera economica, tutte e tre sì, non ti devi mancare mancuna, o se no non balli. Certo, chiaro. E Ortu, ma proprio sì, due frasi però, cambiando il registro, molto telegraficamente. Gli indipendentisti nel Partito Sardo ci sono stati sempre, ed è vero che anche, adesso non ricordo chi, ma Salvatore sicuramente lo ricorda, dice al momento in cui è stato costituito il Partito Sardo, chi parlava di autonomia intendeva dire indipendenza. E quando noi abbiamo caricato l'acceleratore su questo, il popolo sardo ha risposto. Fatti, lingua, giuramenti in sardo, messa in sardo, manifesti in sardo nei paesi, nei comuni, deliberazioni in sardo. Poi si è fermato. Teatro in sardo, su Mondotto e tutto di quel periodo. Quando noi ci siamo fermati su questo, il partito è entrato in giù, è andato ad amministrare, doveva governare con gli altri partiti, non poteva riuscire, non aveva la forza per imporre le cose che doveva imporre. Tanto valeva stare all'opposizione e non entrare in giunta e compromettersi. L'ha ricordato Pili, processo di Muro, manifestazione, processo per i separatisti, arresti, schedatura di tutti i dirigenti sardisti. Beh, il popolo sardo ha risposto dandoci, siamo arrivati al 18%. Poi invece abbiamo messo la sordina su tutto questo, abbiamo abbandonato. Oggi la situazione porta inesorabilmente a questo, perché il popolo sardo non scatterà in piedi e farà la rivoluzione perché non ci sarà l'indipendenza, ma perché non ci sarà pane, né lavoro, né nulla, perché a questo arriveremo. E allora dall'economia poi si passa all'altro. Ci sono altri in Italia e nel mondo che combattono per l'autodeterminazione dei popoli, i ceceni sono i catalani, i baschi, non so, tutto il mondo. In Italia avviene lo stesso. L'altra domenica io sono andato invece che a Sassari a fare la mostra cocchiere, ma che bravi che siamo stati ad eleggere un senatore, non volevo fare la mostra cocchiera, non volevo neanche rinchiudermi nel museo dei ricordi, sono andato dove questi indipendentisti combattono, a Pontina sono andato, per vedere la gente che partecipa non perché è amico di Tizio e di Caio, ma perché ci crede. Allora, in questo contesto, noi dobbiamo riprendere, noi, i sardisti, gli indipendentisti devono riprendere questa puntata con la gente, però fatti. Dichiaratamente, cioè fatti, contendere fatti e non parole. Meno di una frase, voi che Ma c'è un leader? Ecco, questa è la domanda. C'è un leader che prende in mano la bandiera? Negli obiettivi già dal 49 ci sono obiettivi chiarissimi di indipendenza. Se poi non lo dicevano o non ne parlavano in questi termini come oggi lottiamo qua, però tu mi devi spiegare il programma di Piero Soggi, se te lo leggi troverai esattamente delle affermazioni che sono indipendenza, perché dice le imprese che hanno la sede fuori dall'Italia
e invece producono qui, paghino le tasse restino qui. Questa è un'affermazione di sovranità, poi la chiamiamo come vogliamo, però è indipendenza. No, devo fare ancora così impresse, il corso di declinare da Covenza o è da iscritto, quindi anche la musica dovere di sfruttare si di essere iscritto. Devo eliminare una cosa. Vi ha differenze su qualità delle identità, vi ha un dovere di storia. A noi si grazie, non state a domandare come te lo pensi io so, sì, questo pure, ma io te ho fatto. E mentre di questo di sossalto dovete fare dove dipendere finza da noi. Sara Bossi è una persona seria, potete non essere d'accordo, però in questo minata più vale. Noi si non arauso visionando del me e non lo vedo. Italiate fare. Sa cosa del fare? Si scritta di più fare. Su mare, se non ne sei, già si biede, e pone d'ordine in tuo ragionamento, e se non si poneva di accordo con Satia, si dovrà usare, finza sa quanto si poneva di accordo. Ma di scrivesi che oggi si portava su, si andava su in via Roma, chi invigento bandiera, un sobbatro moro, di Sardegna Nazione, noi tutti si tenere quei dati oscuri. Chi invigento bandiera sono più così importanti di 80.000 persone. E questa cosa, candeschi tu vedi? Se noi si vede un srubio, come gente che non erzere e si strumentalizza un partito, poi che non vede dei bacchi, o che nada, si vede su tra delle dias a Sant'Eulalia, gente, vieni, io non penso che bisogna fare cose a me diverse. Se noi si aspettavamo, si pongono di accordo sulla organizzazione, su tempo non lo decidevamo noi, sì. E su tempo è scusto, su tempo di Sabadania, che stai trattando in Italia, e siccome l'Italia è forte, non so debole, debole più forte. Sa guerra virtuale che prende Bossi, intelligentemente a un popolo televisivo, che se usate più videi da analizzare che è guerra virtuale, no? Ischidente, con noi si però diventa guerra di avere. I Sara bisogna desimuovere a una lista per forma di lotta se li proponeva 30 anni fa e si mossa. Che questo è che è un paragone con questo che prende Bossi. È impressionante questa cosa. Poi è uguale, questa lotta per questo popolo di liberazione. Il suo problema è tanto si muoveva e fece questa cosa, su tempo, è spassante. E se questa cosa si dà regala, lo decidi in tanti lo sconosi. Non è si stessa cosa, si da guadanzausu, noi si lottando e triballando in pare. Poi Deo a questo punto mi primo.